Sì, allora l'8 maggio del 2022 il Museo Diocesano d'Arte Sacra si è arricchito con una nuova sezione dedicata alle icone sacre che in realtà sono gran parte frutto di una donazione da parte di Nicla Fadelli De Polo, che è la nostra iconografa diocesana. All'interno del museo noi avevamo già una piccola collezione di icone sacre antiche che vedete in questa sala, sono state posizionate e il tutto è stato poi arricchito con le nuove icone scritte appositamente per la nostra diocesi da Nicla Fadelli. All'interno di questa sezione del Museo Diocesano d'Arte Sacra ci sono 30 icone antiche che sono frutto di donazioni nel corso degli anni e poi 86 nuove icone scritte appositamente, come dicevo, da Nicla Fadelli De Polo. Allora, la sezione dedicata alle icone sacre è aperta la prima e la terza domenica del mese dalle 15 alle 18 ed è visitabile liberamente. Ogni volta che scrivo l'icona vivo la gioia della contemplazione, il desiderio di mettermi in qualche maniera in contemplazione del mistero di Dio che si fa presente nella nostra corporità, nella nostra natura umana, perché ogni icona è la capacità di contemplare il mondo come manifestazione di Dio, della sua bellezza e del suo amore per ciascuno di noi. Ogni icona è una preghiera che scaturisce dalla meditazione profonda del testo sacro. Infatti si dice scrivere l'icona, non dipingere, perché scrivo mediante i simboli tutto quello che il testo sacro scrive e mi suggerisce e mi propone alla preghiera e alla contemplazione. L'iconografo deve percorrere un po' le tappe che ha compiuto Dio nella creazione. Cioè si parte dal materiale concreto, dalla tavola di legno che è simbolo della croce, simbolo della mensa attorno alla quale si radunava la Santa Famiglia. Poi la tavola viene ricoperta con una colla speciale di origine animale, ricoperta a sua volta da una tela di lino, quindi una tela che scaturisce dalle fibre vegetali, e ricoperta a sua volta da molti strati di levkas, che è una polvere di alabastro impastata con colla di pelle di coniglio. È un lavoro 7 strati, il 7 è un numero simbolico che ha un'importanza rilevante anche nella costruzione delle icone, perché garantisce non solo il significato simbolico liturgico del numero, ma anche la durata nel tempo dell'icona stessa, dell'opera, quando viene terminata. A quel punto, quando il levkas è consolidato sulla tavola, e questo esige un lavoro lungo anche di un mese per preparare la tavola, e una volta lisciata perfettamente viene inciso il disegno. Per questo si dice scrivere l'icona, per il motivo che viene impressa con l'incisione e perché è scrittura della parola di Dio. E come primo passo viene steso l'oro che è il materiale più prezioso di cui dispone l'iconografo in natura e che è assunto a simbolo di Dio, luce increata che deve illuminare il cuore e la mente dell'iconografo perché possa essere capace di avere le visioni divine e trasferirle poi in simboli e in immagine nelle icone. Trae origine dai tempi della vita vera, storica del Gesù di Nazaret. Infatti l'icona fondamentale, quella più importante a cui devono riferirsi tutti gli iconografi, è quella del Santo Volto, cioè il volto di Cristo, immagine trasmessa da lui stesso nel Santo Mandylion, come dice Eusebio di Cesarea nella sua storia ecclesiastica, che immagine che Gesù ha impresso in questo asciugamano piegato in 4 parti e che pare risponda all'immagine della sindone. Molti studiosi, anche recentemente, hanno evidenziato molte analogie tra l'immagine del Santo Volto che noi iconografi scriviamo e l'immagine dell'uomo della sindone.